sperando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? In una bella giornata di sole gli atleti del team Sanginese, società ciclistica amatoriale della provincia di Lucca, che ha la propria sede a Sanginese di Compito, proprio ai piedi del Monte Serra, si sono dati appuntamento con gli sponsor principali di questa formazione, che da anni sono al fianco di questa importante formazione che, vi ricordo, svolge attività amatoriale sia per quanto riguarda le Gran Fondo, dove è impegnata con una squadra di punta, una delle migliori a livello nazionale. Sono davvero tanti i successi che già in questo inizio di stagione gli atleti in casacca Team Sanginese hanno riportato a casa. Salutiamo anche il presidente del Team Sanginese, che è voluto essere presenti e promuovere questa bella giornata, dove gli atleti in bicicletta faranno visita agli sponsor principali di questa società. Saranno infatti 3 le visite che questi atleti andranno a fare, poi seguiremo bene con le immagini quelli che sono i momenti più importanti di questa giornata. Vi dicevo, il team Sanginese non è impegnato solamente nelle Gran Fondo, infatti ci sono squadre che si impegnano sia nelle gare amatoriali sia nelle gare su mountain bike, addirittura alcuni atleti che si danno appuntamento nelle gare in discesa e le gare di downhill in mountain bike, quindi una squadra che si gioca su tutto tondo sul panorama ciclistico amatoriale. Vi dicevo, l'impegno fondamentale, quello delle Gran Fondo, che ha portato in alto il nome del team Sanginese, di tutti gli sponsor vicini al presidente Claudio Andolfi, e che rappresenta un po' la punta di diamante di questa squadra. Vi dicevo, sono importanti nomi quelli che fanno parte della squadra che si disputa nelle prove di Gran Fondo, i successi che sono già arrivati in questa prima parte di stagione e i successi attesi per il proseguimento della stagione. Il prossimo appuntamento prestigioso con la Maratona delle Dolomiti, dove un corridore come Bachini, che già ha ottenuto diversi successi in questa stagione, potrà sicuramente far bene e sarà l'uomo di punta in questa importante gara, una delle gare più prestigiose a livello amatoriale di Gran Fondo, seguita anche dalle telecamere della RAI, con una diretta che occuperà tutta la mattina e quindi un motivo di visibilità in più per tutti gli sponsor del team Sanginese. Mentre con gli atleti siamo nella fase di spostamento verso il primo degli sponsor che andremo a fare visita, andiamo adesso a sentire le interviste. Con Cecchi Giacomo, direttore commerciale del Latte Sanginese, un'azienda che da tanti anni è al fianco del team Sanginese, un'azienda leader nel settore del latte, che anche quest'anno ha rinnovato il proprio impegno a fianco di questa formazione. Un impegno grande il vostro, ma che ripaga di tante soddisfazioni. Sì, da anni va avanti questo impegno da parte della nostra azienda nei confronti del team Sanginese, e anche quest'anno abbiamo voluto rinnovarlo, visti i rapporti ormai buoni, anzi buonissimi, con la dirigenza del team, visto l'impegno che hanno profuso e anche i risultati che stanno ottenendo. La squadra sta crescendo, per cui ecco, perché no rinnovare il nostro impegno nei confronti di questa squadra, che oltretutto porta il nome dell'azienda, e pertanto c'è anche uno scopo da un punto di vista di immagine che sicuramente ci viene, diciamo, promulgata in tutta la regione, essendo noi un'azienda a carattere regionale. Un'azienda, la vostra, che da tanti anni è impegnata nel settore del latte e che sta ampliando il proprio campo di azione, il proprio raggio di azione anche oltre i confini della regione toscana. La provincia di La Spezia è rifornita dal vostro latte, quindi com'è iniziata l'avventura del latte sanginese? La nostra azienda è l'azienda più, diciamo, è la cooperativa più antica in Toscana nel settore latte. La nostra storia parte nel lontano 1949,
dove un piccolo gruppo di raccoglitori qua locali si misero insieme dando vita alla cooperativa. Poi man mano nel corso degli anni ci siamo sviluppati, abbiamo acquisito un carattere regionale e siamo addirittura arrivati, diciamo, nella provincia di La Spezia fino a toccare la parte sud della Lunigiana. E niente, noi ci promettiamo di operare sempre al meglio, cercando di soddisfare le esigenze dei consumatori che ci sono affezionati e anche quelli che ancora non hanno avuto modo di provare i nostri prodotti. In azienda qua produciamo latte fresco e panna e in più commercializziamo una serie di prodotti sia derivati del latte che non. Tutto qua. Ecco, quali sono poi nel dettaglio i prodotti che il consumatore può trovare con il marchio Sanginese? Sì, a parte tutta la gamma del latte, latte fresco, panna fresca, latte OHT, poi abbiamo, come ho detto prima, tutti i derivati del latte, a partire da stracchino, mozzarelle, formaggi a taglio, addirittura abbiamo inserito ultimamente nella nostra gamma anche prodotti non derivati del latte, quali ad esempio le verdure di quarta gamma. Abbiamo una vasta gamma di prodotti, diciamo, tutti o quasi a marchio chiaramente Sanginese, in quanto cerchiamo, mettendoci il proprio marchio, il proprio nome, dare il messaggio anche al consumatore di un'importante garanzia. Una garanzia che ormai va avanti da anni, il latte Sanginese e tutti i suoi prodotti fortemente legati a questo territorio, e quindi a questo punto facciamo un augurio per un grande 2010 a tutti i ragazzi del team Sanginese. Un forte in bocca al lupo e un abbraccio, e con la speranza di fare sempre tutti quanti del nostro meglio, e un caloroso abbraccio alla squadra e che ci dia tante soddisfazioni. Mirko Biagini per l'Officina Meccaniche 2G, un impegno il vostro a fianco del team Sanginese che ormai prosegue da diversi anni, e anche quest'anno rinnovate il vostro impegno a fianco di questa squadra. Certo, sì, ormai è da qualche anno che collaboriamo insieme e pensiamo di continuare anche nel futuro, sperando di vedere degli ottimi risultati della squadra che porti alto il nome dell'Officina. Niente. Officine 2G, dal 1986 il vostro impegno in questo settore della meccanica. Allora, noi siamo dall'86 che lavoriamo per le cartiere, facciamo manutenzione nelle cartotecniche di importanza anche a livello europeo, tutte sempre in continuo sviluppo, e niente, facciamo pezzi di manutenzione, sempre di ricambi, assistenza facciamo dalla mattina fino alla sera in continuazione, e niente, anche noi continuiamo così. Stefano Silla per la System Data, uno dei partner principali del team Sanginese. Quest'oggi tutti i ragazzi della squadra sono passati da qui a salutare uno dei tanti amici di questa squadra. Sì, ormai sono diversi anni che si fa questo rito, oggi sono anche numerosi, quindi sono anche contento. Le cose stanno andando bene, quindi tutto a posto. Un legame che è frutto della passione verso il ciclismo e anche dell'amicizia verso i membri di questa squadra. Sì, amicizia verso i dirigenti, verso i corridori, ormai è un legame che da parecchi anni siamo insieme, quindi stiamo facendo tutto quello che è possibile fare per divertirsi e anche per vincere magari. E adesso spieghiamo meglio ai nostri telespettatori quello che è la System Data, spieghiamo di cosa si occupa. La System Data si occupa di programmazione, quindi sviluppa software per ambienti dell'automotive, quindi assicurazioni, carrozzerie, periti e anche aziende di autonoleggio sono i nostri clienti normali. Facciamo un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi della squadra. In bocca al lupo e speriamo di vincere ancora. Siamo partiti bene, speriamo di finire ancora meglio.
Lo ha ricordato il Presidente, alla prossima Gran Fondo delle Dolomiti Maurizio Bacchini sarà uno degli uomini di punta del team sanginese. Come ci stiamo preparando a questo evento? Diciamo che siamo ormai in dirittura d'arrivo, stiamo venendo da un periodo di allenamento, abbiamo saltato qualche gara apposta per prepararci meglio appunto per l'appuntamento delle Dolomiti. Dovremmo essere competitivi per lottarci la vittoria, poi è sempre una cosa ristretta per pochi e speriamo di essere fra quelli. A questo punto la domanda sorge spontaneo: qual è il clima che si respira da corridore all'interno del team sanginese? È un bel clima, siamo un gruppo di amici, andiamo alle corse, ci divertiamo, poi logicamente ci piace anche il risultato quando viene, se non viene niente, la prendiamo con filosofia, l'importante è che vada tutto bene, siamo tutti ragazzi che lavoriamo, quindi abbiamo famiglia, insomma l'importante è che non succeda niente e logicamente insomma ci garba vincere, però ecco, l'importante è che vada sempre tutto bene e che sia una festa di sport tutte le domeniche. Claudio Andolfi è il presidente del team sanginese, quest'oggi si è fatto un po' un giro per salutare tutti i grandi amici di questa squadra e il colpo d'occhio con tutti questi ciclisti è stato davvero eccezionale. Sì, sono molto contento della squadra che mi sono ritrovato quest'anno, abbiamo 60 corridori che fanno le varie categorie degli amatori nel settore strada e nel settore mountain bike. Abbiamo una squadra di punta per i corridori delle Gran Fondo, sono una 25, 30 corridori che fanno sempre Gran Fondo esclusivamente, abbiamo 15 corridori che fanno mountain bike, poi 6 corridori che fanno le mountain bike in discesa, non mi ricordo come si chiama il nome. Downhill. Fanno quello, mezzi matti ma insomma. E poi il resto c'è qualcuno che va a giro e basta, che non fa proprio il corridore di professione, però lo fa così a giro per andarci il sabato e la domenica. Il resto va tutto bene. Abbiamo avuto una squadra che ha fatto dei buoni risultati perché abbiamo vinto il medio della 10 Colli, Cecina e poi la Novi Ligure e sono 3 risultati di quelli buonissimi e importanti. Poi abbiamo avuto un'infinità di secondi e terzi posti e la squadra si punta tutto ora sull'ultima corsa importante di questo mese che viene, perché poi vanno in ferie alle Dolomiti. Le Dolomiti si porta su 18 corridori, di cui di punta l'Orsucci, il Bacchini, Ramacciotti e Basile, per ottenere un risultato molto importante, se è possibile, sul medio. E la passione che spinge tutta la squadra, tutto l'organico, la dirigenza, i corridori, è un po' il leitmotiv di questa squadra, la passione che ritroviamo anche negli sponsor che abbiamo visitato quest'oggi e che vi sono a fianco. Sì, quello sono sponsor molto importanti, però ce ne sono altri importantissimi come l'Idroterme che non ci siamo andati e la Proxima, e poi la TGF, Landolfi, Legnami per dire, e, insomma abbiamo molti sponsor che non ci siamo potuti andare per motivi anche di tempo e perciò si sta molto contenti di quello che viene fuori dai nostri amici sponsor. Poi si punterà il 1° di agosto sulla nostra corsa a circuito che si fa a Sanginese, che ormai è una vita che si fa, speriamo che vada tutto bene e spero che vengano su 250 corridori come l'ultima volta e sarei molto contento. Partenza si fa sempre dalla Latte Sanginese e arrivo in paese sanginese. Dopo aver ascoltato le interviste realizzate ai protagonisti di questa formazione, il team sanginese, non ci resta a questo punto che concludere qui
da Lucca, dove abbiamo fatto un po' visita, dalla provincia di Lucca, dove abbiamo fatto visita a 3 degli sponsor principali di questa società, e insieme al presidente Claudio Andolfi, che ha chiuso così, augurando a tutti i suoi ragazzi un buon proseguimento di stagione, con l'importante appuntamento della Maratona delle Dolomiti, che vedrà gli atleti impegnati di qui a pochi giorni e che sarà sicuramente un'importante vetrina per tutti gli atleti e tutti i nomi legati al team sanginese, che da sempre propongono la loro impresa, la loro azienda a fianco di questa squadra, che ormai è il punto di riferimento in Toscana e non solo del ciclismo amatoriale. Quindi non resta che anche a noi che augurare un buon proseguimento di stagione a tutti gli atleti del team sanginese, che anche quest'anno portano alto il nome dei tanti partner legati a questa società, per la grande soddisfazione del presidente e di tutta la dirigenza di questa società ormai storica nella provincia di Lucca. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Per quanto ci riguarda vi auguriamo un buon proseguimento di serata. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto.